Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Cucina Gioia e Fantasia. Un saluto affettuoso da me Antonella e dei miei validi collaboratori. Marina, Roberta. Allora, oggi ci cimenteremo in un classico della cucina locale, la pignolata, che esiste un po' in tutta la Sicilia con varie ricette, però noi faremo quella cammaratese. Per fare questo meraviglioso dolce, che solitamente appartiene alle tavole di San Giuseppe, però si può fare pure per Carnevale, si faceva pure per Carnevale, si può fare quando volete perché è un dolce molto buono e semplice da fare, anche se si richiede appunto una certa abilità. Noi useremo la farina di Maiorca, che è una farina adatta proprio alle preparazioni dolci, l'antica Maiorca, la farina locale, le uova, 2 uova, quindi lo zucchero e il lievito, brava Roberta, grazie, una punta di lievito e un liquore, che potete usare qualsiasi liquore, il marsala oppure questo, che è insomma un liquore che ci aiuta, liquori secchi più che altro, ecco, che non siano liquori dolci. A questo punto vedete qua sul nostro tavolo le codette di cioccolato, le codette colorate che serviranno per guarnire, per dare colore a questa preparazione, e l'elemento principale, a parte l'olio che servirà per friggere, il miele che è uno dei prodotti migliori che ci siano e sono presenti anche a larga maggioranza nel nostro territorio. Con il miele noi impigneremo la pignolata, per dirlo all'antica, e vedrete poi che la ricetta assumerà la consistenza buonissima che la contraddistingue. E detto questo, procediamo con la nostra organizzazione. Procediamo con la preparazione della nostra meravigliosa pignolata. Andiamo a spezzare le uova. La pignolata è tipica di questo periodo di marzo-aprile, quando le galline avevano una grande produzione di uova, anche per questo, sempre là siamo, i nostri antichi si adattavano a quello che avevano. Perfetto, a questo punto andremo a sbattere le uova. Ecco, Roberta abilissima in questa fatica. E poi andremo ad aggiungere lo zucchero. Piano piano Rosolino verserà la farina a cucchiaiate, a 1 a 1, a 2 a 2, e lei va lavorando. Mi sei mangina, Roberta? Forza! Roberta è abilissima anche con la sinistra, complimenti. Ecco, come vedete i ragazzi sono molto presi da questo loro compito che svolgono con grande maestria. Forse pregustando la bontà di quello che andranno ad assaggiare. Piano piano, piano piano, forza, tu vai unendo però. Ecco, piano piano si va costituendo questo piccolo composto. Aggiungi tutta, la puoi aggiungere piano piano, però senza... Non è cucchiaio, Salino. Ora stai finendo, puoi metterla giù senza cucchiaio. Secondo. Perfetto, benissimo, a posto. Adesso tu assembla per bene, che dobbiamo aggiungere il pizzichino di lievito. Ecco, non dobbiamo esagerare, però un po' di lievito ci vuole. Adesso la farina si deve assemblare per bene e darà forma alla nostra magnifica pignolata. Ce ne sono tante varianti, come vi dicevo, la pignolata messinese, che è un'altra cosa perché ha una variante bianca e una variante con la cioccolata, però la nostra pignolata cammaratesa è questa qua. E questa qua. Fai prendere tutta la farina, perché quando avrà preso tutta la farina poi la potrai lavorare. La Maiorca è un grano tenero tipico del nostro territorio, veniva usata per la famosa cuccia di Santa Lucia, il grano bollito, appunto la Maiorca bollita, e poi per i dolci, per tutti i dolci che si facevano durante l'anno, i dolci di Natale e anche la stupenda pignolata, e poi qualcosa di più estivo. Ecco, la farina deve essere tutta inglobata perché si deve fare un panetto consistente
Cioè una pasta che si deve poter lavorare. Un pizzichino di liquore lo dobbiamo aggiungere, poco poco però, perché altrimenti il composto sfasa. Poco poco, un poco di moscato. Va bene così, basta. E adesso siamo al rush finale, cioè al completamento di questo impasto. C'è ancora della farina che deve essere incorporata. Ecco, le mani servono in cucina e sono benedette dal Signore. Dai, coraggio. Ecco, vedete che bel colore che ha la nostra pasta, tipico le uova buone, le buone uova che abbiamo usato. Questo bel colore giallo. Le abili mani di Roberta stanno procedendo ad assemblare bene gli ingredienti affinché possiamo formare un panetto. Si dice in gergo siciliano: la pasta va a essere liscia e cascavardigna, cioè si deve poter lavorare, deve avere la consistenza appunto del caciocavallo che si lavora con le mani. Roberta è bravissima, le sue manine proprio procedono in maniera splendida. Come vedete abbiamo un crivo che era il setaccio, i crivi erano di vario tipo. Questo è un crivo pafarina, c'era un crivo di sita, il crivo di fave molto più grosso e il crivo di sita molto più stretto. Forza Roberta che stai procedendo in maniera egregia. Dobbiamo aspettare un altro pochino, ecco, perché la farina ci aiuta tantissimo anche a fare lavorare, a scivolare bene la pasta sul piano di lavoro. Perfetto, fra poco ci saremo e cominceremo a fare i bastoncini della pignolata. A questo punto il nostro impasto verrà riposto nella pellicola e dovrà riposare un pochino, perché è un impasto lievitato e quindi è necessario che riposi un attimino, un quarto d'ora, una mezz'oretta, dopodiché potremo procedere alla lavorazione. A questo punto il nostro impasto è in ottima situazione e cominciamo a fare la parte centrale, cioè dobbiamo fare dei bastoncini, dei piccoli bastoncini. Ecco, piano piano andremo procedendo nella fattura di questi bastoncini. Ci vuoi provare, Rosolino? Provo. Proveremo, avanti. Dobbiamo fare questi bastoncini, questi filini diciamo, da cui poi verranno tagliati i piccolissimi pezzettini di pignolata. Forza Rosolino. Giunti a questo punto c'è, diciamo, il rush finale, si tagliano i piccoli pezzetti che andremo poi a friggere. Forza ragazzi, un pochino ciascuno, vediamo cosa possiamo fare. Perfetto Roberta, avanti. Vai tagliando e vai sistemando e poi Rosolino se vuole può tagliare pure oppure sistema, quello che preferisce. Se fai un taglionetto puoi usare pure questo. Preferisci sistemare, va benissimo, ottima squadra. La squadra funziona sempre, ricordatevelo. Fase importantissima la frittura, ecco, perché la padella è quella che poi dà il giusto gusto e completa la nostra operazione. Andiamo a friggere i nostri bastoncini di pignolata. Con pazienza li sistemiamo nella padella. Fiamma sostenuta ma non fortissima perché si devono friggere e non bruciare, e già si comincia a spandere l'odore, perché l'odore la frittura lo fa subito. La nostra pignolata che sta lentamente dorando, questo è il colore che deve avere, bella dorata, non deve bruciarsi ma non deve essere neanche cruda, deve avere un bel colore dorato, ecco. Come vedete stiamo raggiungendo il nostro risultato. Occorre mescolare un attimino perché così riesce a friggere per bene. L'odore già si sente, ancora non abbiamo messo il miele, che è la parte più importante nella preparazione della pignolata, perché è quella che il miele darà il sapore buonissimo e la dolcezza tipica del miele, appunto. Procediamo adesso con un momento fondamentale della nostra preparazione, quando pigneremo a pignolata, cioè metteremo il miele in questo capace padella, bella grande, che come vedete è anche bella, una padella bassa, adattissima a questa nostra preparazione. Robertino, un po' d'acqua se possibile, così ci raccogliamo questo miele.
Ecco, il miele si va sciogliendo piano piano, forza. Il profumo che emana è veramente paradisiaco. Ecco, abbiamo stemperato un attimino il miele e a questo punto, momento fondamentale della nostra preparazione, metteremo i pezzettini di pignolata nella padella. Forza signorina, aiutami, prendili. No, così, prendi il vassoio. Prendi il vassoio e vai piano piano, ecco, senza farli cadere, con decisione, perché adesso dovremo fare la parte più importante, questa che è quella che si chiama ambignata. Peccato, là dentro. Ecco, vedete che la nostra pignolata comincia. No, che bella, che buona! Che buona, ecco, che già l'odore si sente, il profumo buonissimo, perché il miele emana un odore stupendo. La nostra pignolata è terminata, adesso verrà sistemata in questo piatto, verrà messa in modo da poter, ecco, prendere tutto lo spazio possibile. Guardate che meraviglia, e l'odore meraviglioso che emana il miele, e alla fine daremo il tocco finale con le nostre codette che verranno messe. Un'alternativa può essere il pistacchio, però sinceramente la pignolata prevede le codette di cioccolato. E allora la nostra preparazione è terminata, adesso si può procedere agli assaggi. Penso che sia venuta buona, almeno l'odore è buonissimo. Forza ragazzi, assaggiate, vediamo com'è questa pignolata. Che buona, cosa buona! Forza Rosolino, Qua. vediamo. Lo adoro! Allora, Spettacolare. Vi ricordo intanto che potete acquistare i nostri prodotti sul sito www.sicanisolidaleshop.com. Prima di salutarci vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale, di lasciare un like e un commento e condividere il video. In descrizione troverete tutti i prodotti acquistabili sul nostro sito. Arrivederci al prossimo video. Un saluto affettuoso da Roberta! Rosalina. e Antonella. Un saluto a tutti. Ciao!